Omicidio a Naro. La vittima è Salvatore Terranova, di 55 anni, titolare del negozio di articoli per la casa Il Mercatone di via Francesco Crispi. Il delitto è avvenuto ieri sera, subito dopo la chiusura dell'attività commerciale. Terranova, dopo aver abbassato le saracinesche, si è incamminato verso Piazza del Carmine, dove era parcheggiata la sua auto, una Jaguar X-Type di colore grigio. Salito a bordo, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto si sono tempestivamente recati i carabinieri di Naro, unitamente ai loro colleghi della compagnia di Licata e del reparto operativo di Agrigento. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Santo Fornacier, sono aperte a 360 gradi. Salvatore Terranova, titolare in passato di una rivendita di automobili usate a Villaggio Mosè, è stato indicato da alcuni collaboratori di giustizia quale braccio armato della famiglia mafiosa del centro barocco durante la faida tra cosche che negli anni 90 tinse di rosso diversi centri dell'Agrigentino e del Nisseno. Quello di Salvatore Terranova è il secondo omicidio commesso in provincia di Agrigento in sole 3 settimane. Lo scorso 26 gennaio in via Coppi a Favara era stato assassinato l'imprenditore Carmelo Bellavia, delitto quest'ultimo le cui indagini sono a cura della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.